L'emergenza climatica sta diventando sempre più grave ed è per questo che ogni anno per l'Earth Day, ma noi siamo in Sicilia quindi la chiamiamo la giornata della Terra, sta diventando, anzi acquista un significato sempre più importante. Allora, noi siamo qua nel territorio di Caltagirone, scusate, ho il fiatone, e anche in questo territorio abbiamo un piccolo polmone verde, una piccola Amazzonia, e siamo qui immersi nel bosco di Santo Pietro. Nasce a luglio del 1990 l'associazione Il Ramarro. Oggi siamo qua in occasione della giornata della terra e anche noi qua a Caltagirone abbiamo un posto importante, il nostro piccolo polmone. Siamo qui in compagnia di Renato Carella, fondatore del Ramarro. Buonasera. Buonasera, cofondatore. Cofondatore. Cos'è il Ramarro? Il Ramarro è un'associazione, cioè un gruppo di persone, diciamo, di buona volontà che condividono delle idee, una in particolare è quella dell'attenzione, della cura e del rispetto per l'ambiente, e che hanno deciso di fondare questa associazione per mettere in pratica anche, ove possibile, percorrere i percorsi che portano appunto a questi obiettivi. Ramarro in particolare ha come obiettivo quello di promuovere comportamenti attivi a favore dell'ambiente in generale. Ovviamente poi ci sono le varie ramificazioni, perché il Ramarro è impegnato in diverse direzioni. Quindi la pace, la solidarietà, il fare bene, chiamiamolo così. Dove operate? Diciamolo dove siamo qua. Noi siamo qua a Renelle, in contrada a Renelle, nel bosco di Santo Pietro, in territorio di Caltagirone. Il bosco di Santo Pietro è una delle sugherete più grandi e più importanti, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, della Sicilia centro-meridionale. Anzi, di tutta questa zona di Sicilia, di questo spicchio, adesso è il relitto più importante. Il relitto. Il relitto è diventato riserva proprio con questa motivazione, in quanto il relitto più importante di sughereta mista con il leccio, la lecceta, di tutta la zona della Sicilia centro-meridionale. Questa è la realtà. Purtroppo la condizione di relitto l'acquisisce a seguito, a partire dai primi anni del Novecento, a seguito delle quotizzazioni, tre laceranti quotizzazioni fatte per rabbonire, probabilmente durante modi popolari, discorsi di fame, contadini che tumultuavano. Si pensò di prendere il bosco e di spezzarne l'unità, quindi di indebolirne l'energia
e di farne tanti pezzetti. Adesso infatti non si dovrebbe chiamare più il bosco, ma i boschi di San o quello che resta. Sì, abbiamo visto un po' passando, sono tanti pezzetti. Perché è intercalato con proprietà private, con piccole o grandi come dire, realtà che non appartengono più all'insieme del bosco. L'ultimo lupo, tanto per fare un esempio, prima qua c'era il lupo, ma c'erano anche i cervi nel 600. C'erano anche i cervi. È stato ucciso proprio nel 1903, anno della prima quotizzazione. Vedo che comunque è molto deturpato anche come bosco, grazie alla mano dell'uomo, quell'uomo vile, no? Permettimi di dire questo, perché... Per carità, in ogni uomo c'è del buono e anche, diciamo, del meno buono. Certo, noi parliamo di quella categoria che sta uccidendo la sua aria, perché anche l'aria di questa persona qua, l'ossigeno di questa persona qua. Come animale l'uomo ha questa caratteristica unica tra tutti gli animali, quella di fare del male a se stesso e all'ambiente in cui vive. Gli altri non lo fanno, tutti gli altri. Quanti danni ci sono stati in questo posto, nel bosco comunque in generale? I danni derivano dall'abbandono. Prima questa era una risorsa per tutti integravano il loro reddito, e chi cercava i funghi, chi faceva gli asparagi e chi prendeva la legna per bruciare, perché il combustibile a casa mica c'era, il gas non c'era. Certo. E quindi era una civiltà che si chiamava agro-silvo-pastorale, fondata su questo bene, che non si poteva deturpare più di tanto perché doveva servire ancora per dopo, quindi si poteva usufruire, il di più si poteva raccogliere, era tutto regolamentato dagli usi civici, mica era lasciato a libero arbitrio, e quindi serviva per arrotondare i magri redditi delle persone che vivevano a Caltagirone in condizioni meno come dire, insomma, minori possibilità. E quindi quello è il periodo in cui si distrugge l'unità. Peccato, perché oggi sarebbe di una valenza straordinariamente anche importante. Perché ci sono tante specie, no? È proprio questo il bosco, più che per gli alberi, è importante per il sottobosco, questo l'essenza, bosco, no? Per le specie che ci sono sotto diciamole queste cose. E ci sono tantissime specie che poi sono utili per gli uccelli, sono cibo per tanti altri animali, e che sono circa 300 e più. In questa zona ristretta di 12 ettari che noi gestiamo su affidamento del comune, affidamento in affitto, lo tengo a precisarlo, ci sono almeno 12 tipi diversi di orchidee che spesso gli appassionati fanno camminate di chilometri e chilometri per andarle a vedere tutti sul territorio. È come trovare un tesoro, no? Perché sono specie rare. Sono specie, alcune sono abbastanza rare anche, se sono difficili da trovare, non sono dappertutto, bisogna che ci siano le condizioni climatiche adatte. E meno male che anche quest'anno, nonostante l'incendio rovinoso e disastroso dell'anno scorso, diciamo, le orchidee sono tornate. Vabbè, la natura alla fine vince sempre, fino a quando non si stanca, perché, perché stiamo ricevendo ultimamente tanti messaggi da parte della natura che l'uomo magari forse noi uomini non cogliamo. Domani è la giornata della terra, ma ogni giorno dovrebbe ogni giorno dovrebbe essere la giornata della terra. Perché noi ci dimentichiamo spesso facilmente di quello che il valore che abbiamo sotto gli occhi, perché lo abbiamo e ci sembra che sia illimitato come capacità di invece non è così. Il sistema terra è limitato, anche le risorse sono limitate. Certo. Se la terra giustamente si stanca, quando si stanca, diciamo che molla e si fa il deserto, come in tante zone. Infatti, e poi l'uomo distruggerà se stesso, perché alla fine siamo noi stessi che ci stiamo autodistruggendo. C'è da consolarsi pensando al fatto che se scomparisse completamente la specie umana, e nel giro di qualche centinaio di anni, massimo 2 centinaia, la natura riprende tutto il suo ci sarebbe un'altra chance. Allora, il ramarro.
Il Ramarro, io ho visto qua una casetta che è fenomenale, quindi avete fatto questa opera di restauro, avete preso, come potete vedere dall'immagine, questo rudere, è fatta una casa accoglienza per gli ospiti che vengono. Sì, per noi stessi e per gli ospiti. Noi ovviamente abbiamo categorie di ospiti privilegiati, prima di tutto studenti, alunni. Perché tutto deve partire dalla scuola. Dalla scuola d'infanzia fino all'università. Bravo. Abbiamo veramente tutto un arco che ora si è interrotto a causa del Covid, speriamo di poterlo riprendere presto e questo è il nostro, diciamo, target di riferimento. Poi naturalmente anche per noi stessi, poi naturalmente anche per associazioni o gruppi particolari affini a quello che è il vostro principio, certo, la mission, ai quali noi affidiamo, in cambio di un piccolo contributo, certo, affidiamo la nostra struttura. Anche perché ricordiamo come si mantiene questa struttura, come si mantiene il Ramarro? Come si mantiene? Il Ramarro si mantiene con i contributi, le quote delle tessere degli associati, si mantiene con questa attività appunto di ospitalità e di accoglienza. Si mantiene perché a volte riesce a captare dei progetti, facendo dei progetti, captare delle risorse economiche piccole o anche grandi. Abbiamo una speranza in questo momento di un finanziamento importante. Ora parliamo importante. Di un progetto, sì. Esatto. E poi si mantiene risparmiando tutto quello che non si può comprare, non si compra. Che non basta, perché qui è enorme. Si risparmia. Non abbiamo, se vuoi sapere se abbiamo dei contributi fissi, non ce ne sono. Non ce ne sono, ne abbiamo avuti, ma l'ultimo forse risale a 18-20 anni fa. E voglio ricordare comunque a tutti i nostri telespettatori che questo posto è di tutti. Naturalmente. Quindi mi fermo questo qua. Questo posto è recitato, noi lo chiudiamo la sbarra, ma ci sono sempre dei passaggi pedonali aperti per chiunque ne volesse fruire. Ma infatti si vede qua che è pronto per ospitare. No, è chiaro, per includere. L'inclusione, infatti. Quanto è importante monitorare per salvaguardare un territorio? Io direi che è fondamentale. Forse sarò un poco all'antica, però mi risulta che prima tutti gli incendi e tutte le deturpazioni, tutte le offese, tutte le ingiurie all'ambiente che si fanno adesso, prima non si facevano. Per certi aspetti abbiamo fatto dei miglioramenti, per altri solo peggioramenti. È chiaro che questo dipende anche dai tempi che cambiano, dalla politica che pure trascura o non trascura i beni, questo è un bene comunale, purtroppo non c'è stata. Dovrebbe essere custodito, tanto meriterebbe di più. Tanto custodito. Progetti del Ramarro. Raccontiamo. Sì, il progetto all'inizio, quando abbiamo fondato l'associazione, avevamo tanta buona volontà, ma non avevamo neanche troppe idee, o le idee troppo chiare. Le idee erano tante, si affollavano, poi a poco bisogna trasformarle in realtà, altrimenti non se ne fa niente. Ebbene, adesso all'inizio abbiamo lanciato con molta chiarezza e determinazione il progetto Oikos 1, che poi è continuato con Oikos 2, che consisteva nel recupero del fabbricato, che ha impegnato parecchio risorse. Avete fatto un grande lavoro. Abbiamo organizzato anche campi internazionali con la presenza di 60-70 ragazzi ogni anno, che venivano da tutta Italia ma anche dall'estero. Fantastico. Abbiamo una colonia in Germania che è fatta di tanti amici, ma anche in Spagna, in Portogallo. Abbiamo dei momenti straordinari. E questo è stato all'inizio. Diciamo che il campo del sole cocente, che li chiamavamo così, adesso ci cambiamo nome ogni anno, lo facciamo sempre, ne abbiamo saltato in 30 anni forse 2 o 3 quando non è stato proprio possibile. Adesso invece il progetto centrale, quello di fondo che abbiamo noi come associazione, è quello di dimostrare, o meglio di realizzare più che dimostrare. Chi vorrà
prenderà, come dire, magari come esempio quello che facciamo noi, oppure lo criticherà, però noi vogliamo essere in grado di fare ritornare, noi speriamo e lavoriamo in questa direzione, ricostruire restaurandolo l'ambiente che c'era una volta. E una volta, per dire una volta, io penso appunto a quel famoso 1903 che l'inizio della distruzione, segna l'inizio della distruzione. Noi vorremmo invece segnare l'inizio della ricostruzione. E questo ci auguriamo che lo facciano anche gli enti che hanno la responsabilità delle scelte, il proprietario che è il comune, la regione che ha i mezzi, la forestale certo, che la regione, la forestale. Ovviamente non è una cosa da far finta di niente e girarsi dall'altra parte. Questo posto deve essere attenzionato, merita di essere attenzionato. Mi trovo perfettamente d'accordo. Perché i giovani, cioè questo è un posto per i ragazzi, dico, per tutti, ma soprattutto per i ragazzi, perché oggi i ragazzi non sanno, non per colpa loro, perché non do colpa ai ragazzi, perché comunque l'era è quella, no, della tecnologia, ma se tu gli dici a un bambino sali su un albero, non riesce. Quindi mi aggancio a questa cosa per dire che il Ramarro è anche questo, è anche festa, un compleanno, una gita domenicale. Sì. Portateli nel bosco, portateli nella natura, fateli sporcare. Esatto. Fateli sporcare. Siamo aperti e pronti all'accoglienza, e quando lo facciamo di nostra iniziativa riusciamo a organizzare anche tante belle occasioni. L'anno scorso, per esempio, subito dopo l'incendio, noi avevamo in programma una rassegna teatrale su questa piattaforma qua. Ebbene, ne abbiamo saltato una perché era proprio il giorno dopo, ma tutte le altre le abbiamo realizzate. Bravo. E qua ancora fumava, e ancora c'era, è pieno di ceneri anche perché guardarsi intorno vengono i brividi. Adesso noi su questo progetto appunto di ritornare, noi piantiamo alberi in pratica, lo realizziamo, perseguiamo così. Quanti alberi sono stati piantati? Quest'anno, subito dopo l'incendio, avevamo una carica molto forte di rabbia, anche perché eravamo quasi pronti anche a mollare, perché insomma ci eravamo un po' scordati. Delusi pure, certo. Delusi, ma alla fine questa stagione silvana, cioè da ottobre fino a fine di febbraio di quest'anno, siamo riusciti a mettere a terra 2200 alberelli di tutte le specie, non solo alberi tipo quercia, ovviamente tutti appartenenti alla macchia mediterranea. Certo, vabbè, non abbiamo messo i pini d'Aleppo, perché non c'entrano niente, e manco gli eucaliptus come quello che abbiamo sulla testa, perché questo è una politica sbagliata per decenni. È una cosa che non ci appartiene. Infatti, e noi però, volendo ricostruire l'ambiente come era prima, dove c'erano degli eucaliptus, li abbiamo sacrificati, e adesso sta crescendo di nuovo, con 15 anni di ritardo, perché l'incendio ci ha, come dire, segato le gambe e fatto indietreggiare di questo più o meno di 15 anni. Io voglio dire ai nostri telespettatori una vostra iniziativa, un'iniziativa che mi ha colpito molto perché mi piace soprattutto. C'è chi dice che il diamante, un diamante è per la vita. Io invece, trovandomi in questo posto, dico che un albero è per la vita. Quindi l'iniziativa lo comunichiamo ai nostri telespettatori per chi volesse regalare o ricordare con un albero una persona cara, una nascita, un evento. Renato. Lo può fare tranquillamente, perché noi già abbiamo cominciato su questa scia a realizzare questa idea molto semplice, che è diventato un altro dei nostri progetti. Ma vedo che comunque è molto e noi partecipate. Molti degli alberelli che sono qua hanno un nome, o di una città, o di una persona, o di un bambino, e quindi
diciamo, è come incontrarli quando Certo. li vediamo. Metti la nascita E di un chiunque, bambino, ecco, prende un se albero qualcuno e poi lo porta, questo bambino se ogni qualcuno anno. vuole regalare un albero a qualcuno, vivo o non più vivo che sia, perché qua l'incontro della vita e della morte è anche una cosa Certo. estremamente Certo. e non c'è da aver paura di niente, No, perché assolutamente. non c'è assolutamente nessun segnale di oppressione. No, assolutamente, Ecco, qua è tutto vivo, bello, qua è tutto vivo. questa è vita. E quindi lo porta da noi, viene da noi facciamo, prendiamo un alberello, anzi si sceglie un alberello chiunque volesse e noi gli facciamo fare una targhetta di ceramica, come se fosse un frammento di un vaso grande che poi volendo Si può essere pure ricostruire. ricomposto, e in questo frammento ci scriviamo semplicemente un nome oppure un Quindi aggettivo. signori, approfittatene, vi nasce un nipotino, vi nasce un figlio, volete ricordare un momento importante o doloroso E contribuite alla continuazione del nostro progetto. Bravissimo. Renato Carella, adesso parliamo di te. Renato Carella, quanta vita metti tu nella... cioè, cos'è per te la natura? Domanda stupida, io direi perché che comunque è la tua vita, ma è la quanto mia tempo hai è la mia dedicato casa. qua? Ma da quando è nato il Ramarro sicuramente tutto, a parte qualche breve periodo, poi il luogo dove si sviluppano i fatti della mia vita è questo luogo che appartiene a tutti. E la bellezza è proprio questa, vorrei sottolineare che questo non è la mia campagna, No. il mio terreno da dove io mi guardo dal fare, è la campagna di tutti, è il bosco di tutti, appartiene realmente a tutti perché è un bene comunale. E quale posto può essere migliore per vivere, per incontrarsi e per vivere un pomeriggio, un giorno oppure una vita, come dire, in simbiosi con la natura. Questo. Bravo Renato. Adesso ci facciamo un giretto, andiamo un po' a vedere questi posti. Volentieri. Allora, dal Ramarro ci siamo trasferiti all'interno del bosco e siamo qua in un'area attrezzata, meravigliosa, aggiungo, perché per me è la prima volta, accompagnato da un piccolo torrente romantico, e ci avviamo verso la fontana del cacciatore. Seguiteci. Siamo davanti, Cosa abbiamo qua? a un esemplare di vite antichissimo, primitivo oserei dire, non so bene a quale periodo risale, ma quando è venuto il professore Raimondo Francesco, nostro amico, che è ex direttore dell'Orto Botanico di Palermo, è rimasto che non si aspettava assolutamente. Ce ne sono ancora altre più avanti di varia forma e come vedete la pianta si va a cercare la luce, perché Certo, altrimenti perché va. non sopravviverebbe. Questa è una rarità. Meno male che quelli che puliscono i sentieri a Li Santa lasciano, li Teresa preservano. non l'hanno ancora bravi, tagliata. Bravi, e questi qua uno Perché li mettiamo a perché conoscenza. potrebbero. È un tesoro anche loro, quindi da custodire.
Una volta con una classe di ragazzi della mia scuola abbiamo raccolto 28 kg di bossoli E nel bosco e abbiamo restituito. non si fa, questo non si fa, perché la natura è difficile. Di quella che è chiamata la fontana del cacciatore, poca distanza dalla fontana stessa, e quello che è importante notare è, qua si vede molto chiaramente, l'effetto disgregante delle radici degli alberi, in particolare sono lecci, nei confronti della roccia che è emergente. Basta guardare dove cresce quel leccio, dove cresce quell'altro e anche quell'altro ancora, si capisce perfettamente che le radici hanno una capacità di penetrare dentro la roccia e di trovare sostentamento che è straordinario. Non c'è terra, assolutamente, in assenza quasi totale di terra, se non di quella che il vento ha potuto fare penetrare nella fessura. Allora Renato, dopo questa bellissima, meravigliosa scarpinata, ma piacevole, perché non ti nego che non conoscevo questo angolo di paradiso, ma veramente un angolo di paradiso. Signori, ci siamo fermati qua alla Fontana del Cacciatore per ristorarci un po', c'è un bel rubinettino d'acqua e da qui c'è un luogo meraviglioso. Lì troviamo... In questa zona si può avere l'idea di quello che poteva essere, che può essere stato il fascino dell'antica foresta macchia mediterranea, perché questo è un canalone dove le chiome degli alberi si uniscono creando anche un effetto scenico notevole, ma anche un microclima particolarmente fresco anche d'estate, nonostante questo nostro bosco sia un bosco di sclerofille, di piante sempreverdi che però amano molto, resistono molto al anche caldo, alla siccità prolungata. Signori, noi con Renato, grazie per essere stato con noi stasera, è stato veramente un piacere. Invito ai telespettatori di portare in questi luoghi, di portare soprattutto i bambini, di farli conoscere questo bosco, di portarli immersi nella natura, così crescono con un'ottica diversa, no? Magari rispettandolo un po' di più, perché noi facciamo vedere le cose belle. Le cose brutte non le abbiamo fatte vedere. Le cose brutte ci sono purtroppo. Non le abbiamo fatte, facciamo finta di non aver visto, quindi valorizziamo la meraviglia, il tesoro, e questo tesoro va custodito, e questo messaggio anche per i nostri amministratori. Grazie per l'attenzione, grazie ancora, Grazie. buonanotte.